La nota della Corte dei Conti del 10 maggio 2017 mette in luce alcuni aspetti criticissimi. È clamoroso il fatto relativamente a un'ipotesi di danno erariale sulla pedemontana veneta. Le questioni sono state sviluppate intorno a questa premessa in 13 punti. Il più grave di tutti è il punto 4, dove si mette in luce che la soluzione adottata finora dalla Regione Veneto e promossa dal Presidente Zaia il 7 marzo, no, è al di là di ogni criterio e tale anche da incidere e violare conclamati e asseriti, diciamo, accordi comunitari. Nella nota la Corte dei Conti mette una mina pesantissima ed esplosiva sull'aggiudicazione dei cosiddetti future bond che si fanno ogni 6 mesi. I prossimi saranno a luglio, ipotizziamo noi. E andare a qualificarsi presso gli investitori internazionali con questo viatico, no, è praticamente insostenibile. Si tratta di fatto di una tempesta perfetta, e cioè la soluzione Zaia avrebbe dovuto garantire con l'aiuto di Cassa Depositi e Prestiti questa qualificazione, no? Ma in realtà la Corte dei Conti dice che non ha le carte a posto. In primo luogo la SIS, perché non ha ancora diciamo, garantito una serie di atti che sono sia amministrativi ma sia anche finanziari, no? E soprattutto ricade sul pubblico il rischio di mercato nel progetto di finanza di Pedemontana Veneta. È una cosa, diciamo, gravissima, perché oltre ad avere investito alcuni aspetti che riguardano l'aiuto di Stato in debito, no? In un'operazione del tutto privata come doveva essere, abbiamo anche un aspetto che riguarda la progettazione preliminare. Il Ministero dell'Ambiente sostiene di non aver mai ricevuto la progettazione definitiva e questo violerebbe tutta una serie di direttive e di norme italiane sulle autorizzazioni ambientali che devono essere rilasciate all'approvazione del progetto definitivo, che è avvenuta nel 2010, quindi sarebbero da 7 anni fuori legge. È una cosa che ci ha fatto saltare sulla sedia. Noi come coordinamento di comitati non staremo fermi e agiremo. Di fatto è come se il progetto o il cantiere, diciamo, di una casa fosse abusivo perché non ha tutti i timbri a posto sulle autorizzazioni ambientali. La nota della Corte dei Conti, oltre a mettere in luce, diciamo, aspetti, diciamo, erariali, no? Ma è evidente da questi ne conseguono anche aspetti giudiziari che dovrebbero interessare la magistratura, in primis quella veneta, Venezia, Vicenza e Treviso, ma anche quella romana.